Buongiorno! Ci troviamo nella zona di Alghero e stiamo per visitare la necropoli di Angelo Ruiu. Una necropoli veramente molto importante e molto estesa, all'interno della quale sono stati trovati tantissimi manufatti di epoche diverse che hanno permesso di capire i periodi di frequentazione e di utilizzo di questa necropoli. Rimanete lì incollati ai vostri monitor perché a breve vedremo la necropoli di Angelo Ruiu! Ci troviamo all'ingresso della necropoli ipogeica di Angelo Ruiu. Ipogeica significa che si tratta di tombe che sono state scavate nel terreno, perché poi ce ne sono altre che invece sono scavate nella roccia con ingressi sulla facciata della roccia. Si tratta di una vallata con 38 tombe che sono scavate nell'arenaria. Abbiamo una zona pianeggiante dove se ne trovano solamente 7 e una zona più collinare dove se ne trovano 31. Qui siamo fra il 3200 e il 2800 a.C. e ci troviamo circa a 10 km dal mare. Qui siamo appunto in zona Alghero. Le tombe sono suddivise in due grandi categorie, quelle con ingresso diciamo a pozzetto e altre invece con ingresso a corridoio. Ora facciamo appunto un giro perlustrativo e ci soffermeremo sulle tombe che maggiormente risultano interessanti. Bene, ci stiamo avvicinando alla tomba A. Come potete vedere, già lo schema ricalca uno schema ben conosciuto che è quello della protometaurina. Dovremmo trovarne appunto anche dentro scolpite. Andiamo alla loro ricerca. Ecco, questo è un ingresso ad una camera. Come potete vedere sono state scolpite ben 5 protometaurine e ricordiamo che la protometaurina ha proprio il significato di rappresentare la divinità, l'incontro fra il maschile e il femminile, quindi da una parte una protezione nel viaggio dell'aldilà e anche un nuovo incontro con il grembo materno per rinascere nuova vita. Ora proviamo ad entrare. Ecco qui già possiamo notare in tutta la loro bellezza 2 protometaurine scolpite. Vi possiamo dire che è veramente una grande emozione entrare in questo posto e notiamo l'accesso ad altre 2 stanze, per cui possiamo cominciare da quella e vediamo non sembrano esserci segni particolari o decorazioni particolari. Proviamo a vedere nella seconda. Dimensioni minime. Bene.
questa tomba 2 l'abbiamo avuta. Ora usciamo per andare a scoprirne altre. Perfetto, ora continuiamo con la tomba quinta, che come potete vedere ha uno sviluppo veramente molto articolato, e qui siamo, come data specifica per questa tomba, dal 4200 avanti Cristo come data iniziale di escavazione al 3300. Come potete vedere si tratta di una tomba con ingresso a corridoio. Incontriamo subito una piccola entrata che dà successivamente ingresso ad un'altra piccolissima stanza. Procediamo. Ok, qui sulla destra vediamo la stanza che abbiamo visitato poco fa. Poi ci sono una piccolissima nicchia, un'altra nicchia un pochino più estesa ed un'altra piccola nicchia qua sulla nostra sinistra. Non sono presenti incisioni particolari e sicuramente è importante questa tomba per l'enorme sviluppo che ha. Procediamo con le prossime. Siamo di fronte alla tomba 28esima, presso la quale potremo vedere all'interno e ai lati del portale d'ingresso ben due protomi taurine, una a destra e l'altra a sinistra. Anche in questo caso siamo nella cosiddetta cultura di Ostieri come periodo, quindi dal 4200 al 3300 a.C. Ora ci troviamo presso la tomba 30 e anche questa è una tomba con ingresso a pozzetto ed è caratterizzata dal fatto di conservare ancora due protomi taurine ai lati dell'anticella. Protomi che sono definite a barca, vista diciamo lo sviluppo nel senso della larghezza.
Bene, ora ci soffermiamo sulla tomba 20 bis che presenta una planimetria molto interessante e anche tutta una serie di protometeorine. Guardiamo un attimino assieme questo schema, così poi ci rendiamo conto meglio di quello che vedremo. Ora scenderemo lungo queste scalinate, abbiamo il portello con una protometeorina molto allungata, entreremo, troveremo due pilastri, sul pilastro destro, come potete vedere, troveremo diverse protometeorine scolpite. Andiamo! Ecco, qui in teoria dovrebbe essere presente la protometeorina allungata. Da questa parte è veramente molto consumata, praticamente invisibile. Qui invece riusciamo a scorgere la parte sinistra della protone. Ora proviamo ad entrare, sempre con la nostra eleganza e atleticità. Ci troviamo in un ambiente un po' meno claustrofobico rispetto a quelli precedenti, dove riusciamo addirittura a stare in piedi. Da una visione d'insieme possiamo vedere i due colonnati e l'ingresso a varie altre celle. Su questo lato della colonna destra possiamo vedere, appena pronunciate, le tre protometeorine molto interessanti. In qualche punto possiamo vedere anche l'utilizzo dell'ocra rossa come decorazione, il cui significato è quello del sangue sostanzialmente, quindi un legame con la terra che continua nonostante la morte. Vorrei che ci soffermassimo un attimino sulla lavorazione di questo ingresso. Come potete vedere è di forma assolutamente regolare ed esempio proprio della cura che veniva messa nella realizzazione di queste opere. Per loro tombe, per noi oggi opere. Bene, usciamo all'esterno. Bene, dalla necropoli di Angelo Ruiu è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube. E non dimenticate di venire a visitare questo interessantissimo sito. Alla prossima e a presto! Ciao!